Lui arriva più tardi perché... Prego. Tempo di decisione. Ci siamo. Questi telefoni si spiano. Se eu perdo, che c'è telefonino, bisogna già provare. Così mi sento io. Angelo, Lui. sta arrivando? Sì, però Allora, è come il present continuous in inglese. Si sa come fa. Arriva a Roma a perdere la poltrona. Ah, lo fregate? No, non ci sono per lei. allora il prossimo libro Sarà in pasta, lo capisco anch'io. oggi molto. Ci credo. Non si sarà molto risultato. Ho sopravvaluto di Aspettiamo con ansia. Il John sta arrivando. Aspettiamo John. chissà quando arriva, sto arrivando. Giorni in vita, Un professore di inglese. ha fatto male che dire che non viene. Cosa fa? Suona? John. Poi questi andrebbero un po' stereo, no, stereofonia però. Insegna inglese all'università, ma mi pare che si veda, non credo Perché suonano tutto, però Ma questa istituzione per È me una sorpresa. nulla. Nulla. Cioè, ma è meglio, lo sai, deve sempre essere così, non ti Se affetta. puoi scrivere il corso di Badossi. Approfitta In che inglese? Così. Angelo, ricordami della siamo per iniziare. Se l'ho accesa. È in stand-by? Stand-by? Sì. Così sfodero subito. In italiano? Sì. Oggi sì. Perché c'è John, perché stiamo facendo John, perché non deve su questa c'è cosa per niente. Perché? John deve suonare, no? No, deve arrivare. Deve arrivare. Il giorno è quello che ha fatto la traduzione dei lavori e poi sono amici. John di Girolamo. Di Girolamo. E non c'è senza John di Girolamo qui in mezzo. Io posso spostarlo. Stai 10 anni. Che lui non si sposta però. È stanco, siamo arrivati perché devo prendere? Sono molto divulgativi. Quanti anni ha? 3 anni. A gennaio. Magari il caldo di quest'estate mi ha dato proprio. Oh, lui non ne ha, non è addicto, perché lui sta a casa con la Ah, proprio tranquillo. Non preoccupatevi che russa come un essere umano e scorreggia come un essere umano Bravissimo, proprio sto bene, dorme grazie. sotto il mio letto. La sua contante E qui dopo la tengo. non sa niente, allora si sdraia lì sotto. Che poi non so neanche come ha fatto, che si sdraia perché non è molto alto. No, Solo gli piace stare. io sto qui per così vedo tutti. Posso fare? Stiamo iniziando.
Siamo pronti. Non c'è niente da dire se non che benvenuti, si dice alle signore e ai signori, e poi vi devo dire che noi siamo dell'Associazione Scandula, e l'Associazione Scandula organizza questa attività grazie al contributo del Ministero, della Regione Sarda, della Fondazione di Sardegna, e in questo caso specifico il contributo più grande ce l'ho da Angelo che ci ospita, Angelo Sessego, che è giù in fondo, Grazie a tutti. e quindi questa mostra, questa installazione, anche se è ristretta, però è sempre aperta, quando vi capita di passare potete fare un giro. E cosa volevo dirvi? Allora, con Antonio Lai, che è qui presente, abbiamo iniziato una collaborazione da qualche anno per lavori sulle lamelle, a partire dal libro di Antonio Lara, no? E poi dopo Antonio Lara abbiamo fatto un libro Kreis con i testi di Placido Cherchi, i diari di Benzo, fotografie eccetera. Ciao Pitano. E adesso l'anno scorso Antonio, preparando questo lavoro qui, tutto basato su un'analisi della medianafisia di Antonio Lara, e poi c'è tutta una sua lavoro sulla medianafisia sulle Mendas, e oggi ci vuole parlare di qualcosa che ci dice. Sì, prego. Grazie. Ah no, aspetta che non ho acceso le camere, quelle accese. Aspetta, che è Ok. Posso? Sì. Sì, allora abbiamo fatto vari lavori con l'arte, molti lavori su Antonio Lara, su Cherchi, Placido Cherchi, eccetera, e varie pubblicazioni, bilingue la maggior parte, inglese e italiano. E poi abbiamo fatto il mio libro, questo lavoro, che sono ricerche di 10 anni. Abbiamo già discusso non poco di questi lavori, anche di questo libro, però abbiamo discusso molto in alcune occasioni, abbiamo presentato in alcune occasioni le questioni riguardanti dell'Ometas, l'influenza di Placido Cherchi come antropologo, importantissimo per la comprensione di Benson e per la Scusa, non vorrei disturbare, ma ti devi mettere in piedi, se no io è inutile che sto qua. O per la comprensione, grazie, o anche per la comprensione di Benson e delle Alonendes in generale, insomma, abbiamo già presentato molto queste cose. Allora, oggi vorrei presentare qualcosa che per me è la cosa più importante di questo libro, ed è anche l'obiettivo del libro, e cioè tutto il mio lavoro di creazione artistica, okay? Perché in realtà per me è prioritario il supporto di queste ricerche, di questi lavori, per fare le mie proprie musiche, per fare le mie proprie attività artistiche, lo spettacolo di cui vi parlerò oggi. Quindi oggi vorrei parlarvi soltanto della parte artistica di creazione, cioè come tutto questo universo ha ispirato la mia creazione ormai da molti anni. Quindi come tutti questi elementi di civilizzazione sarda, in particolare questa volta per questa nuova ondata della mia nuova musica sarda, in che senso le Lonetas hanno un'influenza capitale su questo aspetto qua. E infatti questo libro è un libro ovviamente per specialisti, ultra specialisti, anzi anche gli ultra specialisti della musicologia non sono, la maggior parte di loro non sono in grado di capire questo libro, in realtà, perché c'è la parte tecnico-analitica, che è una parte che solo dei musicisti di formazione possono comprendere. Ho fatto un anno di pianoforte e non ho capito. È No. normale? Sì, è normale, perché Neanche il titolo sì, ho capito. no, ok, beh, il titolo invece sì, nuove prospettive, per esempio, Con fatica. nell'introduzione spiego anche nuove prospettive artistiche, questo lo capisci? Sto scherzando, è veramente impegnativo. Ok, sì. Quindi la parte analitica, perché la parte analitica è così ardua e così difficile? Perché appunto in realtà
questo libro è un po' una conseguenza collaterale di quello che in realtà per me è la cosa più importante, cioè la mia propria creazione. La mia propria creazione, la creazione delle mie musiche, i miei album, i miei spettacoli e basta. Quindi è una posizione molto di grandissima distanza rispetto, lo dico onestamente, anche rispetto al mio lavoro che considero del resto come un lavoro unicamente alimentare, perché sono un docente universitario in queste materie, che però per me hanno un'importanza molto relativa. Quindi spero di non offendere nessuno dicendo queste cose, vi dico la verità. Quindi oggi vi parlo della cosa a cui tengo di più. Quindi, per esempio, queste analisi musicali incomprensibili, praticamente per tutti, tranne per pochissimi esperti, sono fondamentali per me per creare la mia propria musica. È un passaggio obbligatorio. Okay? Del resto, anche in quest'altro libro che ho pubblicato nel 2013, anche questo altro libro è sempre un libro come questo nuovo, è sempre un libro di ricerca e creazione, tecnicamente parlando, come materia. Cioè sono ricerche spinte finalizzate all'invenzione, alla creazione musicale. È chiaro, sono supporti fondamentali che istruiscono il mio processo di creazione. Questo è veramente la finalità fondamentale per me. È chiaro per tutti? Sì. Okay. Tento di essere divulgativo al massimo, te lo dico perché okay. E quindi è importantissimo. Questo del 2013 era incentrato sulle musiche polivocali di Castelsardo e ha dato luogo in una seconda fase, dopo quindi le ricerche. Anche in questo secondo libro, Dante, cioè è stato pubblicato in Francia, però la pubblicazione scientifica per me è una conseguenza collaterale. Quindi in generale, cioè, sono cose che poi io offro all'universo universitario, che non conto un granché, per me però pubblico perché è un po' il mio lavoro, e poi basta. Però in realtà la cosa più importante è che queste pubblicazioni poi istruiscono. Io passo attraverso queste spiegazioni ultra tecniche a me stesso, queste analisi ultra tecniche per me stesso che mi ispirano grandemente il mio lavoro di compositore e di artista in generale. Okay? Del resto, subito dopo questo libro c'è stato quindi questo disco, questo album, okay? A partire dalle musiche di Castelsardo. Ovviamente io ho prodotto quest'album, è stato prodotto, ma in realtà è solo una carta da visita, cioè, perché come sapete il CD oggi non esiste più, non ha più senso. Okay? Ma soprattutto poi questo CD è servito, e anche alcuni elementi diciamo del libro, sono serviti a istruire, quindi fare il casting e istruire la performance, che è stata già prodotta, una performance teatrale e musicale, che quindi abbiamo prodotto in vari festival, e poi adesso abbiamo anche fatto un film, una versione audiovisiva di questo prodotto artistico, e quindi siamo nello stesso processo di creazione oggi. Quindi dopo questo libro, che è uscito quest'anno, a gennaio in realtà, datato 2024, ma è uscito quest'anno, adesso in questo momento sto registrando l'album. Okay? Sto registrando l'album e sto già riflettendo sulla performance, che sarà una performance coreografica e musicale. Coreografica e musicale per una danzatrice. Okay? Quindi oggi vorrei parlarvi di alcuni elementi, 2 elementi essenziali alla base della concezione di questo nuovo album che sto registrando in questo momento, e anche alla base dello spettacolo, della performance che sto cominciando a concepire in questo momento, e poi ci saranno altri attori, altri artisti che collaboreranno. Per esempio nella performance precedente, che si intitola Giana,
non sono solo, ovviamente ci sono i musicisti che hanno suonato in questo disco, le voci, eccetera, poi ci sono i fonici, uno in particolare che mi segue da molto tempo in Francia, poi c'è un altro molto importante che mi segue a distanza, che ha un profilo molto internazionale, e poi ci sono stati ovviamente per questo spettacolo c'è stato un regista che ha quindi concepito lo spettacolo. Quindi c'è un'interazione molto importante con altri artisti, un regista, un'attrice, il regista si chiama Carmela Agnello, è un regista d'opera in realtà, che però ha creato la performance, e poi c'è stata Gvanza Rodianizze, che è un'attrice professionista che ha incarnato la Gianna, quindi negli spettacoli, eccetera. E poi altre interazioni, perché adesso abbiamo fatto il film con Laurent Wigmer, che è un regista cinematografico, e quindi abbiamo varie finalità per il film. Prima di tutto è un prodotto audiovisivo completamente autonomo, non è una captazione audiovisiva, è proprio un prodotto autonomo. Adesso ci sono molti effetti speciali in questo film, è un prodotto autonomo, e ne faremo anche una versione cortissima promozionale, per continuare a far vivere lo spettacolo e a riprogrammarlo, eccetera, eccetera. E poi c'è anche una versione, alcune spezzoni che saranno dedicate alla proiezione immersiva, cioè in situazione performativa, oltre alle luci utilizziamo anche la proiezione immersiva con questo gioco di sovrapposizione dell'attrice, eccetera, eccetera. E nella nuova fase, nella fase in corso, quindi la fase numero 2, a partire da questo libro delle Launeddas, quindi abbiamo la performance, adesso stiamo facendo il disco, il prodotto, che è necessario per poter proporlo alla danzatrice, per poter proporlo alla persona che si occuperà della grafica e che farà i 14 video promozionali, per poterlo proporre alla persona che farà la comunicazione, che deve ispirarsi dell'aspetto grafico e ascoltando le musiche per poter orchestrare l'aspetto promozionale. La danzatrice, la coreografia, il coreografo, le luci, eccetera. Quindi sono sempre in queste fasi di collaborazione, non concepisco mai la musica in maniera autonoma. Okay? Inoltre, un'altra cosa fondamentale, attraverso questa creazione, con questa creazione si iscrive pienamente nell'ambito delle musiche popolari. Quindi io ho formazione in musica scritta, però all'origine giovanissimo di cultura di musica fonografica, passando attraverso la musica di tradizione orale. Oggi mi ritrovo le mie origini primordiali, il mio primo amore, cioè veramente la musica popolare, quindi fonografica, eccetera. Quindi mi iscrivo pienamente in quest'ambito, in questa prospettiva, diciamo, di promozione artistica ormai. Era già un po' presente, anzi molto presente in questa prima fase, adesso è molto più presente. Okay? Allora, le Launeddas sono fondamentali in una serie di ragioni. In questo nuovo disco, allora, questo prodotto musicale è un prodotto dove noi musicisti, io stesso suoniamo live, suoniamo stavolta. Nella performance precedente io piloto dal computer la stereofonia, a volte la quadrifonia, dipende, quindi c'è una proiezione sonora molto, molto importante, e piloto il tutto in diretta, attenzione, live, piloto il tutto e mi coordino con l'attrice, quindi è in funzione dell'attrice che io invio i miei suoni. Ok,
però stavolta nella nuova produzione suoniamo in diretta, quindi io sto alla chitarra, ci sarà una bassista, basso elettrico, un batterista con una batteria gigantesca e poi c'è pochissima elettronica all'inizio e alla fine dello spettacolo, okay? Quindi suoniamo live, ma suoniamo sullo sfondo, perché in primo piano c'è la danzatrice unica. Ok, questo è il nuovo progetto in corso. Quindi le Leonidas, l'importanza delle Leonidas. Oggi vorrei affrontare solo due problematiche appassionanti. Una è la problematica dell'aspetto magico delle Leonidas, in senso antropologico, e l'altra è una problematica legata all'aspetto dell'erotismo, okay? Che è implicito alle Leonidas, che ha molto a che vedere con le Leonidas. E quindi queste tematiche istruiscono moltissimo tutta questa nuova ondata musicale. Allora, intanto bisogna dire una cosa: le Leonidas, quindi io mi sono ispirato in questo testo, ho analizzato, ho fatto un'analisi comparativa di un brano che fra i maggiori della tradizione delle Leonidas, che è una mediana pipia, quindi un ballo professionale, detto professionale da Benson, che dura circa 5 minuti. Okay? Quindi in particolare mi sono occupato di due versioni di questo ballo, una suonate da Antonio Lara, nato alla fine del XIX secolo, come Fisiomeris, un grandissimo suonatore, uno dei massimi suonatori del XX secolo. Quindi ho fatto un'analisi approfondita a partire dalle registrazioni d'epoca, quindi una registrazione del 1958 e una registrazione del 1962. E quindi c'è un'analisi comparativa molto spinta di questa mediana pipia. Da anni con Dante ci eravamo già resi conto della ricchezza straordinaria delle esecuzioni, delle versioni della mediana pipia di Antonio Lara, e quindi questa è la prova con questo libro di questa straordinaria ricchezza della mediana pipia. Dura 5 minuti la mediana pipia di Antonio Lara. Io, ispirandomi soltanto di questa mediana pipia che dura 5 minuti, ho fatto delle musiche, queste nuove musiche ispirate unicamente alla mediana pipia di Lara, che durano un'ora. Da 5 minuti ne ho tratto un'ora di tempo. Allora, oggi per esempio vi farò ascoltare l'introduzione della versione del 58, che dura, l'introduzione della mediana pipia di Lara, che dura 5 secondi, ok? Forse meno, 4-5 secondi, ok? Vi faccio ascoltare brevemente questo, e poi vi faccio ascoltare la mia introduzione ispirata dalle caratteristiche, dalla ricchezza strutturale, dal genio espressivo di Antonio Lara, la mia introduzione che dura 8 minuti e 45 secondi. Vi dà un'idea questo, cioè praticamente la mediana pipia si articola in introduzione, poi ci sono vari gruppi di nodas, le nodas sono delle frasi musicali compiute, ci sono vari gruppi, poi verso la fine ci sono le furias, 3 furias, delle parti effettivamente a carattere acrobatico per le coreografie, poi c'è un ultimo gruppo e si conclude con un finale, ok? Quindi la mia mediana pipia per chitarre elettriche, basso elettrico, una batteria gigantesca, si basa su introduzione e vari brani che corrispondono ai gruppi di nodas della mediana pipia. Le 3 furias ci sono, e l'ultimo brano e poi il finale. Solo che ovviamente questi miei brani sono miei, non sono di Lara, praticamente non sono neanche riconoscibili, eppure c'è tantissimo Lara. Per esempio nell'introduzione che vi farò sentire di 8 minuti e 45 secondi praticamente l'introduzione di Lara non è riconoscibile per nulla, eppure la devo a Lara.
cioè, su questa specie di sistema estremamente straordinario. Perché? Perché attraverso un'analisi molto approfondita ho potuto mettere in evidenza il genio straordinario di questo suonatore di Leonidas. E quindi lo spettacolo si basa su questi 14 brani che saranno quindi interpretati da una danzatrice. Okay. Quindi io vi propongo l'ascolto, se il sistema è abbastanza di cattiva qualità, quindi tentiamo un po' di ascoltare. E un'altra cosa, in questo ascolto le chitarre sono vere, sono veramente suonate dall'umano, da me. Però il basso elettrico e la batteria alla fine nell'esplosione finale di questa esecuzione sono dei suoni midi di sintesi di qualità, però non è umano e si sente. Ok? È chiaro? Quindi bisogna essere molto tolleranti, perché sono accompagnato da musicisti di grandissimo livello e che in particolare in questa introduzione, ma dappertutto, ma anche in questa introduzione, un tipo di esplosione così, un tipo di artificio così alla batteria, la macchina che è programmata da me insieme al fonico dello studio è molto insufficiente, quindi è solo per darvi un'idea, anche il basso elettrico è molto insufficiente rispetto alla bassista che suonerà con me, che i musicisti in quest'ambito, perché stiamo parlando di musica che si iscrive nell'ambito della musica metal in realtà, metal sperimentale o metal prog, unicamente strumentale, quindi in questi ambiti musicali molto recenti, molto recenti, c'è un livello strumentale, un livello tecnico strumentale che è elevatissimo, quindi ovviamente io mi appoggio su queste caratteristiche che questo computer è molto insufficiente. Quindi vi propongo sì, solo io suono le chitarre e tutte le chitarre le suono io, poi c'è dell'elettronica, prima vi propongo la versione di Antonio Lara tradizionale e poi vi propongo la tua tradizionale, ma quando fai la performance dal vivo ci saranno esecutori materiali. Sì, esecutori umani. Sì, non solo c'è questo, però per dirla tutta, io per esempio al batterista, io ho scritto delle tracce, anche per me stesso, è tutto scritto, però sono tracce scritte. In realtà, se voi sapete leggere la musica, vi faccio vedere le mie tracce scritte e vi suono la parte, voi dite no, non è neanche questo, non è quello che è scritto, eppure sì, perché il gesto strumentale poi dopo aggiunge il 99%, perché siamo in un ambito di musica di origine di tradizione orale, anche la musica blues rock, jazz, blues rock è un'origine di tradizione orale, poi è diventata immediatamente fonografica già negli anni 30, che però resta nell'oralità, non passa dalla scrittura. Ok? Quindi io suono con tutta la ricchezza che va ben oltre quello che è scritto, ma anche la bassista lei suonerà aggiungendo tantissimo di suo, e il batterista non ha niente di scritto, e la batteria è centrale in tutta l'opera e non c'è una nota scritta, do solo io al batterista indicazioni, poi il batterista, perché non possiamo sostituirci a un grandissimo batterista, è impossibile scrivere, cioè sono persone geniali, bisogna lasciarli fare tutto, persone molto creative, come nella tradizione rock jazz, ovviamente, come nelle dinamiche rock jazz. È chiaro? Sì. Allora, questo quindi questa è l'entrata di... No, questa è la... Example 26, Sì, questo è Benson che parla, che è presente per catalogare la... Questa è del 58, registrata nel febbraio 58.
Professional dance, Mediana Pipia Antonio Lara. Example 26, professional dance, Mediana Pipia Antonio Lara. 59, 14A3. Finito. Ok, basta. Example 26, No, professional dance, perché non Mediana volevi? Pipia Antonio Lara. 59, 14A3. Ok, adesso avete il coraggio di ascoltare 8 minuti o solo un po' l'inizio? Sì. Si sente in fondo? Sì, sì. Qui la danzatrice immobile non fa niente, è solo, però è importantissimo, c'è la presenza corporale e poi ci sarà la rinascita nella fase esplosiva finale dell'introduzione, però è immobile, però è al centro dell'attenzione. Infatti ho detto già magia e C'è già magia, c'è erotismo anche. però sono veramente cattivi. Sì.
c'è questa lunghissima risonanza, il suono è veramente non buono, quindi Però è molto bello. ci asteniamo. Molto. Grazie. Il suono è veramente però L'abbiamo immaginato con un impianto perfetto. Siamo Sì, un sì, po'. È dal vivo. ok, sì. Allora, cominciamo dall'erotismo o dalla magia? Dalla magia. Dalla magia, cominciamo dalla magia. Allora, ci sono anche Herky del resto ha messo in evidenza moltissimo l'aspetto della numerologia nelle Launeddas, ok? Qui c'è moltissima magia in questa introduzione, che è molto ispirata dall'aspetto della numerologia, messa in evidenza molto da Herky, da questi sodalizi esoterici. Ci sono alcuni dati che ha messo in evidenza Herky, l'antropologo, a proposito delle Launeddas, su sodalizi di tipo esoterico sapienziale, eccetera, eccetera. Poi ci sono anche testimonianze raccolte da Benson che parlano di Launeddas magiche. Launeddas magiche, Launeddas con ance d'argento, che hanno il potere di far impazzire le persone, ok? Per perdere il controllo alle ragazze ci sono testimonianze di Benson su persone anziane che hanno testimoniato, sono varie di queste cose molto strane, di giovani ragazze che abortiscono in maniera spontanea e poi perdono il controllo, eccetera, eccetera, e poi di grandi suonatori come Physiomedis che aveva tentato, che era un tipo un po' particolare, un grandissimo suonatore del XX secolo, che aveva tentato di ricostruire queste Launeddas, perché questi grandi suonatori del XIX secolo avevano portato con sé nella tomba i segreti delle Launeddas magiche, eccetera, eccetera, eccetera. E poi c'è questa ipotesi importantissima di Herky, alcune tracce dove si ritrovano quindi questi sintomi di numerologia o della musurgia medievale, quindi teoria musicale medievale che avrebbe un'influenza, insomma una serie di elementi molto strani. Antonio, Sì. basta che tu citi quello che hai scoperto tu del numero 3 delle Launeddas. Fra l'altro, è vero, l'avevo completamente dimenticato, effettivamente, e c'è in questo libro, c'è il numero 3, quindi l'ipostasi numerica sul numero 3 è dappertutto nelle Launeddas, dappertutto, a tutti i livelli di articolazione del linguaggio musicale, già nell'organologia, le 3 canne delle Launeddas, e a tutti i livelli formali dei brani più importanti. E quindi il 3 è un numero particolare che ha implicazioni magiche, prima ancora di essere la Trinità nell'ambito cristiano, perché come sapete stiamo parlando di uno strumento di origine preistorica. Allora, tutti questi elementi magici, intanto l'aspetto numerologico è fondamentale, perché con riferimento a Pitagora, del resto Herky fa riferimento a Pitagora, che rispetto alle Launeddas, e bisogna sapere che le Launeddas sono fondate sui suoni armonici naturali. Adesso non entro nella tecnicità perché diventa super complicato, cioè su dei suoni naturali che le 3 canne delle Launeddas sono organizzate, sono basate su questi 3 suoni naturali, dell'armonicità naturale, e poi le canne melodiche sono dei suoni che invece sono diatonici elementari, eccetera, eccetera. Quindi già in questo c'è qualcosa di particolare, di magico, di assolutamente fondamentale. Ok, in questo aspetto tutte le armonie di tutto l'album, del nuovo album che è in corso, sono fondate appunto su questo aspetto dell'armonicità naturale, che per io rispetto alle Launeddas spingo in registri superiori dello spettro acustico naturale, quindi continuo a sfruttare questo aspetto qua. Per numerologia e Pitagora, Herky fa riferimento al fatto che Pitagora è in realtà il fondatore della fisica acustica occidentale,
né più né meno, cioè gli armonici naturali sono stati scoperti da Pitagora. Una corda tesa su una tavola di legno, e quindi l'associazione rispetto al cosmos, alla geometria e alle armonie, al suono, sono di Pitagora, e da lì non ci siamo mossi un granché in fisica acustica fino alla metà del XX secolo. Poi con l'elettricità, il computer, abbiamo scoperto l'informatica, abbiamo scoperto i transittori d'attacco, abbiamo scoperto altri elementi che però erano già stati scoperti, però il resto era già stato scoperto da Pitagora in fisica acustica. Helmholtz nel XIX secolo non cambia, la fisica acustica di Helmholtz non è molto diversa rispetto a quella di Pitagora. Invece la rivoluzione acustica del XX secolo è notevolmente diversa. Abbiamo i transitori d'attacco, abbiamo l'evoluzione dei parziali, eccetera, eccetera. Quindi c'è tutto questo in queste musiche, e poi c'è qualcosa che faccio che è originale. Io fondo tutte le mie armonie in una metamorfosi anche dell'elemento melodico delle launeddas d'origine, anche quello ad un certo punto lo trasformo in suoni naturali, trasformo i suoni diatonici delle launeddas in suoni armonico-naturali, sì, man mano che mi spingo in regioni superiori. Però c'è un altro elemento che è molto più interessante, e cioè questo processo che è assolutamente creativo, inventivo, porta a delle ambivalenze rispetto a delle forme di modalità jazz rock. Ok? Quindi ovviamente io in questo processo, che è molto personale, porta a queste ambivalenze nella percezione che io sfrutto, e infatti spingo molto verso questa possibile percezione in termini di un ascolto jazz rock di tutte queste musiche. Poi questa è la più, forse questo brano è il più astratto, poi dopo c'è una batteria molto più esplicita, formati molto più ridotti, 4 minuti, 3 minuti, 2 minuti anche, 5 minuti, quindi siamo sul formato più standard per questo, anche se le forme restano originali. Ok? La magia straordinaria, l'elettronica qui, quindi tutti questi aspetti magici evocati dalle launeddas ritornano per esempio nella fabbricazione di questa elettronica e nella fabbricazione del suono di tutte le chitarre, perché come avete forse vi siete resi conto, questa elettronica è prodotta da suoni di chitarra elettrica, ok? Attraverso un processo che si chiama cross synthesis, che è un processo elettronico estremamente complesso, che presenta in sé una cosa abbastanza magica, anche nella teorizzazione della fisica acustica, perché è un processo imprevedibile. Si tratta di una moltiplicazione di un segnale con un altro, per una moltiplicazione non di un punto di un segnale con tutti i punti dell'altro segnale acustico, ma si tratta di una moltiplicazione per convoluzione di tutti i punti, diciamo, i segmenti di un segnale acustico con tutti i segmenti di un altro segnale acustico. È una cosa molto complessa, basato sul principio di convoluzione. La cosa interessantissima è che, come i processi magici, dal punto di vista teorico è imprevedibile, e cioè tutta l'elettronica anche di quest'altro album è basata sulla cross synthesis, e cioè si può veramente da manuale si legge non prevedibile, perché è un processo basato sugli aspetti periferici del suono, in particolare gli aspetti spettrali e temporali, e non sugli aspetti centrali del suono, quindi non si può prevedere il risultato. L'unica maniera per prevederli è provare e fare dei test e metterli in situazione e vedere cosa genera. Però vi sto raccontando che questa elettronica che avete sentito all'inizio cioè è il frutto di test, e quindi io ho selezionato, ho fatto delle operazioni anche con operazioni di stretching, tutta una serie di cose, e il prodotto quindi attraverso queste magie elettroniche è questo. Okay? Quindi c'è questo aspetto magico. Un altro aspetto magico abbastanza straordinario è che in una delle mie chitarre principali che uso
ho un dispositivo, un pick-up, un dispositivo molto raro che è il Susteniac, cioè è un microfono particolare di chitarra elettrica che genera una messa in vibrazione continua della corda, cioè genera un campo magnetico, un sistema molto particolare che mi permette di avere suoni potenzialmente infiniti, come le launeddas, come la continuità del fiato delle launeddas, e quindi questi suoni infiniti uso molto in tutto l'album, nelle mie costruzioni, questi suoni che non finiscono, sono continui, e poi anche la possibilità con questo sistema particolare che sfrutto molto, che avete sentito alla fine nell'esplosione, anche la possibilità di stimolare degli effetti simulare degli effetti di feedback, ok? Degli effetti di feedback che però sono anche orientati verso zone spettrali particolari. Quindi riveniamo di nuovo a tutti gli elementi, gli ingredienti fondamentali delle launeddas di queste musiche, ok? E questo per l'aspetto magico delle launeddas. L'aspetto dell'erotismo primordiale è un aspetto che riguarda piuttosto la performance, che si intitola ballo, e cioè da dove viene l'erotismo nelle launeddas? Da due aspetti. Uno è il bronzetto etifallico che abbiamo al museo archeologico, che facciamo vedere, che conosciamo bene, e due è il fatto che il repertorio più importante delle launeddas, la mediana pipia, la mediana, i balli professionali, non erano altro che un'occasione fondamentale. Il ballo pubblico era un'occasione fondamentale nei villaggi per la formazione delle famiglie, e quindi perché i giovani, le coppie, l'unica occasione. E quindi c'è un filo rosso che va dal IX secolo a.C. fino agli anni 1970, diciamo. Io non andrei oltre, però c'è un filo rosso continuo, che c'è questo senso dell'erotismo primordiale, nel senso della continuazione della specie umana, perché di quello si tratta, questi riti pre-dionisiaci del IX secolo, fino ai nostri giorni, dove cambia tutto radicalmente, che però si continua ad essere l'unica occasione per la formazione delle coppie, sotto il controllo sociale rigidissimo, eccetera, attraverso codici, codificazione delle coreografica, eccetera, eccetera, eccetera. Erano i giovani esatto, che del resto si pagavano in natura, quindi raccimolavano quello che potevano, e le donne facevano i dolci, insomma era tutto ne parliamo molto anche in questo libro. Quindi questo aspetto è fondamentale. In particolare del ballo dei giovani. Mio nonno, il fratello di nonno, mi ha raccontato che lui voleva questa ragazza del paese, no? Non sapeva come avvicinare perché non ci si poteva parlare. I miei genitori si sono fidanzati nel 1934, prima di fidanzarsi non si sono mai parlati, solo a sguardo. Quindi torniamo lì e solo a sguardo, solo il giorno di fidanzamento. Comunque, tornando al discorso del ballo, questo amico di nonno ha detto: fai il ballo a coppia, cioè fai il suo ballo quindi, cioè il ballo invito, dove era permesso all'uomo di andare a invitare direttamente la donna, altrimenti non si poteva invitare la donna. Quindi lui hanno fatto questo ballo a coppia e lui è andato a invitare questa ragazza. La ragazza, se non gli era gradito il ragazzo, diceva: sono già impegnata, però a questo punto non doveva ballare con nessun altro. Sì. Invece questa ragazza gli ha detto di sì ed è nato il fidanzamento. Sì. Ma infatti e poi l'ultima cosa e finisco qui, Burranca, testimonianza con te e Dante negli anni '80, ti aveva detto che per lui i balli professionali rappresentavano, schematizzavano l'amplesso. Sì. Addirittura sì, perché ci sono tutti i dati formali nelle musiche. C'è l'introduzione, poi i primi gruppi cominciano con un tempo relativamente moderato, e poi c'è un'accelerazione molto molto graduale, e poi verso la fine del brano, poco prima della fine, ci sono le furias,
dove c'erano i passi acrobatici, eccetera, degli uomini, c'è tutta una codificazione. Non solo gli uomini. Esattamente, i passi acrobatici, poi un ultimissimo gruppo, il finale brevissimo e la cosa finiva là. Quindi Buraco è un grande suonatore, nato nel 1913 credo, quindi c'è una serie di elementi straordinari e qui concludo. Io come ogni volta, come in quest'altra fase, la prima fase della nuova musica sarda, anche in questa fase io fornisco tutti questi elementi culturali eccetera eccetera alle persone che lavorano con me in questo ambito artistico, e poi loro ne fanno quello che vogliono, ok? Anche dal punto di vista iconografico eccetera. È chiaro? Chiarissimo, molto interessante. E poi ovviamente perché avevo già fornito tutta una serie di elementi, la musa ispiratrice, la Giana, prima già una versione attrice, stavolta già una versione danzatrice, però poi gli altri artisti portano il loro contributo importante e reinterpretano completamente, è molto importante, io non impongo nulla ovviamente, reinterpretano completamente in maniera molto interessante anche per me, molto interessante per me vedere come una danzatrice, un'attrice, un regista o un coreografo interpreta intanto si ispira alla mia musica e interpreta tutti questi elementi culturali e civilizazionali che fornisco. È chiaro? Io finisco qui. Cos'è la prima? Molto bello. No, siamo ancora in una fase stiamo registrando l'album, e poi dopo, perché gli altri hanno bisogno di ascoltare la musica, e poi dopo si procede, quindi si procede come nell'altro spettacolo, si procede per tanto, ovviamente. La cosa più importante è la musica. Allora, sono aperte le domande. Fate domande semplici, però. Vai. Grazie. Con la musica. Dice un grandissimo batterista. Il suono delle Leonidas sono delle Leonidas è prodotto dalla vibrazione di una linguetta, di un'ancia, no? Ed è lo stesso principio delle cornamuse, degli strumenti tipo clarinetto, no? E le cornamuse hanno preso molto probabilmente dalla Leonidas questo sistema, perché il popolo dei Pitti, quello che rimane distrutto completamente, suonava uno strumento a 3 calami, non di canne ma di legno, ed è stato ritrovato nelle bassorilievi eccetera, e quindi è probabile che le Leonidas dettero la però dice, cioè non si può, sicuramente qualche santo che è arrivato con l'esercito romano, con le Leonidas, e da lì è partito. Lo strumento, gli scozzesi hanno poi fatto la sacca come in altre realtà culturali, perché non avevano a disposizione della canna buona per fare le ance, perché quando tu soffri in un'ancia di Leonidas, no? In un'ancia, diciamo, l'umidità della saliva o del vapore anche dell'alito praticamente gonfia le ance e queste le fanno uscire. Capito? Quindi loro, non avendo molta canna a disposizione, si sono trovati il modo di fare la secca, no? Per non avere direttamente l'alito sull'ancia. Lo stesso hanno fatto gli indiani, che hanno usato lo snake charm, che è l'attrezzo che si usa, uno strumento che si usa per incantare i serpenti, non è altro che un tumbo con una mancosa, no? Come nell'Omegas. E loro sono messi la zucca, lo stesso principio. Poi per quanto riguarda i balli eccetera, ognuno ha i suoi costumi, le sue tradizioni.
E l'insegnamento, scusa che cioè, lei ha fatto la domanda, cioè perché loro insegnano e noi no? Perché è un discorso culturale e politico lungo che non ti faccio. Io sono stato diverse volte in Scozia perché invitato dagli scozzesi e praticamente loro chiedono il governo regionale chiede anche l'utilizzo della musica popolare nelle discoteche e ti danno finanziamenti a seconda di quanti minuti di musica popolare si fa nelle discoteche. Nelle discoteche a Edimburgo si va col kilt, a Camera Spollitta. Io sono sposata qua e ho fatto la festa a Maracaloni, in un posto dove erano tutti vestiti con i costumi sardi, suonavano la musica sarda e c'era anche uno che suonava la cornamusa. Abbiamo fatto proprio un bel gemellaggio. Si sono commossi tra l'altro. Questo bellissimo che non conoscevano veramente, quindi è stato emozionante, i parenti di mia. Una cosa importantissima il Brodetti di Falico non è solo l'uomo, è ermafrodita, ha le mammelle, è importantissimo. Ok, chiusa la parete. Ok, sì. Per l'aspetto afrodisiaco. Vorrei sapere la funzione delle note gravi delle canne melodiche. La funzione delle note gravi delle canne melodiche. La funzione è importantissima. Il tumbu, quindi la nota più grave, il bordone, tumbu, è il suono armonico fondamentale. Okay? È sempre così l'organizzazione delle Leonidas, dei concertus, le combinazioni più note, più importanti, filtrate dalla storia. Il tumbu quindi è il suono fondamentale e le altre canne melodiche hanno la rifino, i suoni fissi loro, che sono dei suoni che hanno rapporti armonici naturali col tumbu in quanto suono fondamentale. E quindi la finalità di questi suoni delle altre canne melodiche è quello di fondersi completamente col tumbu, col suono del bordone. E questo è straordinario. E anche il timbro, la qualità timbrica degli arifinus, delle canne melodiche, favorisce la fusione sonora. E quindi praticamente abbiamo l'impressione, quando suonano le Leonidas, che ci sia un suono unico molto ricco. Del resto, in questo libro ne parlo, io tecnicamente ho avuto delle difficoltà enormi, con tutti i mezzi informatici fra l'altro, delle difficoltà enormi a trascrivere le due canne melodiche, perché quelle canne melodiche non fanno una polifonia, fanno un tutt'uno, e quindi anche attraverso tutta una serie di operazioni elettroniche eccetera eccetera, e anche attraverso una serie di supporti informatici, però ci sono punti in cui ancora oggi nelle mie trascrizioni ho dubbi su quello che sta facendo veramente una canna melodica, perché quelle canne melodiche non fanno una polifonia, fanno un tutt'uno, è una cosa molto, molto particolare e completamente estranea rispetto alle categorie della musica scritta, per esempio. Quindi devo andare vorrebbe 10 secondi. Sì. Ciao. Si può parlare di una fusione dei suoni, Si deve parlare tutti, assolutamente dei sì. 10 suoni. Si deve parlare di una fusione, sì. Si deve parlare di una fusione totale dei suoni. Sì. Dei 10 suoni che si alternano, Non oltre direi- che non- su un Non direi 10 perché gli Arifinus non sono praticamente mai suonati o quasi mai suonati come suoni melodici. però sono i suoni che suonano di più, Certo, più presenti. certo. Ogni Certo. due note staccate c'è Certo, sempre certo. suoni chiavori o sorrefino. Assolutamente sì. Concordiamo. Perché c'è. Sono quelle che fanno il ballo. Sì, certo, Da una cosa da una cosetta. certo. Ballo Altre domande, prego. non solo il ballo. Volete sapere se Antonio insegna queste cose all'Università di Parigi? Tu Sì, ma non gli interessa? no, non mi interessano a me queste cose universitarie, non mi interessano. Non mi interessano più. Ma volevo
E volevo capire qual è quando lo possiamo sentire. Non lo so neanch'io. Ha sbagliato, non quando. Diciamo, c'è una previsione lì alla fine. No, ma io io sto registrando adesso, non so quando finirò di registrare. Okay. E poi dopo si vedrà, perché dopo bisogna trovare la danzatrice. Okay. La cosa si fa man mano. Ma ci sarà alla fine una presentazione o non è prevista? Sì, ci sarà una produzione. Una produzione video o anche una produzione? Dal vivo. Sì. E del resto a questo punto voglio dire una cosa interessante e importante. Dal punto di vista della produzione, del mercato dello spettacolo, un prodotto di questo tipo si piazza abbastanza bene. Perché? E anche questa è una delle ragioni, anche quest'altro si piazza abbastanza bene come prodotto, come spettacolo, perché nell'ambito delle musiche, diciamo, metal contemporanee, ci sono dei gruppi, delle formazioni straordinarie, di grandissima qualità, e che anche quindi occupano quelle piccole fette di mercato, le occupano brillantemente. Quindi noi non possiamo andare a piazzarci in queste fette di mercato, perché sono già abbastanza occupate da persone di grandissimo talento, che del resto apprezzo moltissimo. Però un formato di spettacolo che mette in primo piano una danzatrice e non in secondo piano, su musiche comunque abbastanza particolari, un metal tipo folk metal o etno metal prog molto particolari, per me danno un accesso a certe zone del mercato che diversamente sarebbero completamente inaccessibili, perché noi possiamo passare attraverso il festival, come è successo nell'altra performance, festival di musiche attuali, ma anche festival di teatro. Io per esempio ho introdotto con un pubblico molto numeroso, quindi io posso produrre le mie musiche anche attraverso spazi che normalmente non sono dedicati a queste musiche. È importantissimo, quindi posso avere degli spazi di diffusione di mercato notevoli. Posso fare una domanda per loro? Sì. Dove si può vedere lo spettacolo dell'altra opera? In rete, cioè? No, perché ci sono delle captazioni video dello spettacolo che però sono destinate solo ai direttori dei festival, e poi adesso c'è il film che però noi non metteremo in linea integralmente. Sì, piccoli trailer, perché l'obiettivo è quello di continuare a far girare anche l'altro di spettacolo, e quindi l'obiettivo del film, del resto uno degli obiettivi è quello per rilanciarlo, perché è molto, molto attraente, per poter essere riprogrammati anche quindi l'altro spettacolo. Contiamo di continuare a farlo girare, perché avevamo cominciato, poi c'è stato il Covid, ci siamo bloccati. Sì, la domanda che è stata questi giri, che punti toccano, ci sono desiderio di addentrarsi in una conoscenza più approfondita. Dove te la vince? Il programma c'è, la programmazione di queste cose. Per ora nessuno. Non di quella che è già fatta. Anche l'altra, nessuno, perché siamo in stand-by, perché stiamo finendo il montaggio della versione audiovisiva, che è un prodotto a parte. A partire da questo montaggio lì riprendiamo a bombardare a dei magari mascetti. si potrebbe provare a farlo qui. Sì, l'abbiamo già portato qua, e si può anche riportare, certo, però dobbiamo riprendere in maniera massiva con la promozione. Sì, per la finalità di questi spettacoli sono delle performance, vanno realizzate, adesso le abbiamo realizzate in spazi atipici, bellissimi. Per esempio un castello, un monumento storico in Francia, in Lorraine, all'aperto, in zone cose straordinarie, col pubblico attorno, abbiamo fatto cose straordinarie, quindi in spazi atipici, così è molto bello. Dobbiamo ricominciare la promozione, rilanciare la promozione del primo spettacolo con questo prodotto. Sì. E ci sarà anche per il secondo, poi siamo molto lontani dall'aspetto audiovisuale
la captazione audiovisiva del secondo. Poi non sono non una captazione, è proprio un film. Nel primo sono effetti speciali, è pieno di, è tutto effetti speciali in realtà. Per dire, la Giana l'ha fatta, il primo, la Giana in versione sciamanica, anche quello c'è tutta una serie di elementi in Sardegna che fanno pensare che ci sono tante cose che fanno, le leggende fanno pensare a questo aspetto sciamanico della Giana. Invece questa è la Giana versione erotica, ovviamente attraverso tutti i filtri della reinterpretazione artistica, eccetera, eventualmente anche un po' di painting. Sì, con tutta la simbologia, perché in tutti questi affari c'è la spirale che è importantissima, la spirale, le corna, ci sono la doppia spirale, ci sono tutte le versioni del capovolto, l'uomo capovolto è importantissimo, Laconi, il museo di Laconi con tutti i capovolti straordinari, c'è tutta questa iconografia, le maschere, poi c'è i bronzetti, certo, ci sono anche i bronzetti, ci sono tutta una serie di elementi. L'aspetto magico nell'introduzione c'è una fusione del DNA, è come se io possa fare una fusione del DNA con questa tecnica elettronica. Per esempio in questo album c'è un esorcismo, un vero e proprio esorcismo, dove la voce umana, la voce recitante, io ho fuso il DNA della voce recitante con il DNA dei campanacci dei mammutones, registrati in registrazioni d'epoca degli anni 60. Quindi c'è, attraverso la cross-synthesis, per convoluzione, una fusione del DNA. Cioè, è come se potessimo fare dei Frankenstein con gli umani, fondendo, mischiando il DNA. Cioè, è potentissima questa tecnica. È magica. Una domanda, una curiosità più che altro. C'è una compagnia teatrale che si interessa e mette in atto una cosa che riguarda le Gianas, Domus de Gianas, e fa questo spettacolo proprio in questi luoghi. Siete in contatto, no? No, noi abbiamo il nostro prodotto, okay. E quindi noi per esempio lo spettacolo che si intitola Giana, noi ci contatta il festival e ci dice ok, ci interessa, noi abbiamo un dossier di produzione, abbiamo gli aspetti audiovisivi, abbiamo il disco, eccetera, quindi proponiamo, si interessano, ci dicono ok, volevo programmarvi tale data, venite, quanti siete? Siamo io, il regista, l'attrice e poi eventualmente una persona che ci accompagna e basta, appunto, finita, abbiamo bisogno di tale tecnica e finisce là, e siamo molto flessibili, loro pagano tutto, ci pagano il viaggio, andiamo, facciamo la cosa e ce l'andiamo. Non in posti specifici. Bene, grazie, complimento. Lasciate. No, più che altro Lasciate una firma. Ah, qui? Sì. Il finanziamento dell'università per fare queste ricerche? Allora, hai un tempo, cioè sì, non sì, parte del tuo sì, programma sì. di ricerca. Allora, questo è stato finanziato in gran parte dalla mia università, e in parte da Istanbul. Sì. Quindi sì, queste sono cose che io piazzo come ricerche, questa è ricerca pura. Del resto sono testi ultra specialistici, anche questo, certo. Sono testi illeggibili per non di divulgazione, ultra specialistici e basta. Sì. Però sto per dire un'eresia, io in scienze umane e nella mia disciplina non credo assolutamente più a nulla. Ok, proprio a niente, per me non conta nulla. Questo da un punto di vista della ricerca è un'eresia, non vale nulla. Per me la mia disciplina non esiste, cioè non conta, non ha senso, non ha senso. Non ti interessa, per sé. No, nel senso che non ha senso, nel senso più largo, lo dico dal punto di vista epistemologico.
è un'eresia, però guarda, è la mia posizione, sì, un po' scabrosa, molto scabrosa. Non penso assolutamente la stessa cosa delle scienze della natura, penso tutto il contrario, un rispetto assoluto per le scienze della natura. Però ormai, per come siamo a livello di scienze umane, e in particolare queste discipline, lasciamo perdere. Però tu hai fatto una cosa molto bella. Comunque hai usato, voglio dire, è il tuo lavoro di ricerca, dentro quel campo è diciamo eretico il tuo lavoro. Tu ritieni il contrario? Questi lavori dentro quel campo sono molto ben visti, cioè sono discipline assolutamente studiate, certo, ma voglio dire, dal punto di vista sociale, ho capito. Allora, se dal punto di vista ritengo che non serva a nulla tutto questo, è una grave eresia che dico e affermo, ne sono convinto. Fatto sta che figure come queste che lei utilizza, altri la ripropongono. Per esempio Sergio viene fresco da un viaggio che ha fatto con una compagnia teatrale sarda nel Salento, lo stesso titolo era Janas, in cui ci sono andato con le launeddas, con questi qua che danzavano in un bosco, in campagna, con la gente intorno, per dire che poi queste figure che ciascuno di noi le interpreta insomma con il proprio sentire plurale, fanno parte della nostra voglia di provare ad approfondire nella ricerca, e anche questo incontro credo che ciascuno di noi se ne va con un mare di cose che avrebbe voluto dire ma non è il caso, ma è una cosa estremamente interessante, stimolante, quindi grazie a chi l'ha organizzato. A chi l'ha fatto. Sì. Beh, e qui c'è un altro aspetto a proposito di questo. Per esempio noi siamo in Giana, c'è il Carmelo Agnello è francese però di origini siciliane, parla anche il siciliano, quindi parla l'italiano eccetera. E poi Gvanza Lobianizza, l'attrice, è di origine georgiana, però con tutto un percorso Russia, Turchia e proprio Gran Bretagna, sono un percorso molto, come dice molto giustamente Carmelo Agnello, queste sono cose talmente antiche che sono interculturali. È per questo che noi infatti nel nostro spettacolo comune che ci unisce. Esattamente, non c'è testo, però c'è qualcosa alla base che è interculturale e che tutti condividiamo. Quindi anche nella cultura sarda d'Oliva, molto antica. Il sentire comune. Qualcosa del genere, sì. Credo forse anche un po' di più di un sentire comune. È capitato, io faccio sindacalista nella vita, e organizzavamo un convegno internazionale di tutti i sindacati metalmeccanici del Mediterraneo. Era 3 giorni qua a Pula, a Cialarina, e per la sera coinvolgendo Durran, che sono Durran che aveva la bottega, se Norvegia, inevitabilmente. E quando fece questa cosa, vedete, meravigliata, e un algerino interviene e dice che anche nei monti dell'Atlante c'era uno strumento analogo. E Durran che no, ha 2 canne, e lui no, ha 3. Ha 3. Io sono dell'Argul egiziano che ha 2 canne, e quello insisteva a 3. Io l'ho detto a tanta gente questa cosa, sto sperando che qualcuno prima o poi troverà qualche traccia, perché è interessantissimo. In ogni caso questo strumento che ha almeno 3.000 anni, è qualcosa che fa parte del nostro inconscio probabilmente, perché tutti quanti, quando sentiamo questi strumenti che si rassomigliano, sembrano roba nostra, ce la sentiamo dentro, ci fa vibrare dentro. Io quando sento delle sonorità del mondo arabo con questi strumenti a fiato, in Palestina, da poco Gigi Oliva nel suo laboratorio che fa hanno presentato un filmato con un suonato, e sono da un'edda. È una cosa impossibile, bisogna per il segno di nuovo. Cioè,
evidentemente, voglio dire, davvero, stiamo parlando di questioni che c'è, che con Dante prima ne parlavamo, di questo mondo di suonaia bucca, di questo solfeggio ancestrale che si trova qua, che si trova anche in India, eccetera. Cioè, volevo dire, Sergio su questi maestri, perché lui usa la tecnica di questo bilinguismo musicale nell'insegnamento con i suoi allievi, c'è una cosa straordinaria che veramente merita ulteriori ricerche, per cui davvero ben venga queste sollecitazioni moderne che guardano con profondità dentro ciò che è il sostrato da cui viene tutto quanto, che veramente dà ulteriori stimoli per ulteriori approfondimenti. In ogni caso, fra un mese sono 50 anni che hai formalizzato un concerto di Launeghes con i grandi suonatori. Antonio Lara aveva 89 anni. Erano convinti di essere gli ultimi scampoli. Lo stesso Benson, nell'articolo del 61 pubblicato da Noria Giacobbe nella rivista Etinusa, dice che quel mondo stava ormai per scomparire. In realtà, grazie a quel concerto, ad Antonio Lara, a Dionigi Burranca, a Benigno Sestu e a Giovane, allora, Luigi Lai, non c'era Lelio Porco perché era malato, grazie a loro una generazione straordinaria di giovani, bravi musicisti, qua ce ne sono 2, hanno dato vita nuova e adesso veramente Sarti del Launeghes, Sarti Lubbiazza, perché veramente sono talenti straordinari. E non solo suonatori ma anche costruttori, cioè questa arte è un'arte e noi lo dobbiamo a quei grandi che avevano paura che con loro morisse tutto, invece grazie alla passione e al lavoro di tanti, compreso il lavoro di Dante, ma anche dei giovani allievi che con coraggio furono accolti da questi musicisti. Oggi siamo in una situazione straordinaria e dunque grazie a questi lavori che danno ulteriore linfa a questo moderno approccio a una tradizione millenaria straordinaria. Grazie, veramente grazie. Una breve testimonianza che ci raccontava di Luigi Burranca quando lui andò a suonare, fu invitato a suonare a Villapuzzo e nel posto dice che lui stava suonando e su un teorgono che evidentemente fra i tanti a Villapuzzo apprezzavano evidentemente. Lui ha suonato su un teorgono e molti anziani che erano seduti con la schiena ricurva ad ascoltare, dice che pian piano cominciavano a muovere le gambe, i piedi, le ginocchia, se levarsi in palestra, no? Al ginnasio, e mettersi in piedi e raddrizzare un po' la schiena e mettersi a ballare, pian piano, certo non fare i passi come giovani, però ecco, da persone anziane, sedute, che evidentemente avevano dei problemi di artrosi o di altro, però questa, se di magia si può parlare, questa è una cosa diciamo un po' simpatica, però è anche, penso che siano cose vere, raccontate direttamente dagli attori principali che sono i suonatori. Tutta breve testimonianza. Bene. L'analisi seguito Dante. Sì, lo dobbiamo fare. No, ma ci ho pensato, ma Pitano ce l'ha portato? No, Pitano. Perché Antonello in genere c'è sempre. No, ma era una brillante. Scusa, sei un discrotti non vedo bene così che hai fatto postare. Cosa hai portato? Bravo. Beh, certo, sei sempre scemo. Pensionare e basta. No. Oppure fanno mille cose, ad esempio se un trap 10 anni fa, nel senso che cosa so,
però questa passione è compresa io provavo sempre lì, forse non si scrive, quando eravamo giovani le colleghe di sua moglie. non l'avevamo, sì. Non mi ricordo si riconosce tutto, non capisco addirittura questi contenuti santuari, è stato il primo puoi scegliere tra il bianco e il nero, sono tutti e due. c'era un
o telefono solo? Abbiamo anche suonato. Sì, perché quando io sono uscita lei stava preparando per andare. Bianco o nero? Cosa è giusto poi aspetta sta sul bianco che Non so se lei si da ricorda di me più. Perché io sì, l'ho preso. sì, poi No, io l'ho portato da Giorgio, io quando andate via lasciate come la firma per quindi anzi questo ce l'ho adesso nel garage sotto il sole Ma si può dimenticare, abbiamo viaggiato insieme. questo ormai del 2018 Chi era la tua fidanzata? Sì, ma è ingegnata perciò si sente che hanno chiamato perciò c'è un fondale che è lontano il primo anno un po' da elaborato Ma dopo o poi? a Sergio Sergio Io ti convidai. C'è Nasco pure un'altra interessata. Nasco, ma Cosa può fare di lavoro? casi no, non bevuto. Grazie. E poi così quindi la salute. L'altra volta. da Pitano sempre sul letto in cassetta c'è sempre deve vedere questa amica mi ha invitato a cantare dal bellissimo invece di sera questo per incontrarci sono suonati amici ma è chiaro ci siamo se vogliamo ti chiamo anche vediamo questa adesso arriva che è già venuta quindi conosce già lì poi ci va a passare lì sicuramente questa ragazza è una ballerina Non sai quanti sciagure ci stiamo raccontando. danza classica però almeno un paio di mesi sperimentando queste delle feste di scrive sulle riviste sempre in giro quindi può essere che rivedere suonare qualcosa ogni volta che poi penso che dalle così ma poi se mangiano fritto e poi parte verso il muro così in realtà fare il giro la conosce già sì, la conosce non so quanto qui la zona di Cavia la conosce non so se la Carla Rula fa teatro di senti si è sposata con gli effetti che ne sa sicuramente il corso come
io sono se lui è diverso rispetto a cosa si sente. Io non lo conoscevo, non ci ha conosciuto, però Luca. Siamo andati a Berlino insieme. Lui Come insegnante non lo so, questa è la sua prima esperienza. Sì. Però cosa sta facendo? Sta continuando. Diciamo che hanno preso un po' da dove siamo arrivati, no? Vito, che però il Deo annuncia, però quest'anno ho intenzione di mettere un film. La respirazione circolare. No, ho sperimentato anche con l'anno scorso, però tu cos'è che sei sviluppato? L'anno scorso l'ho fatto molto. Non ti stavi mettendo a fare anche sì, ci sono anche riusciti, ci vuole del poco delle cose, però quest'anno mi sono tolto spedito oggi da stavo per scalarmi della scuola, quello che hai fatto. Però ci sarà, ho capito. E quindi adesso ho detto, no, ci stavo pensando da un po', ma ci l'università ritorna. Linkiamo e quindi sto pensando di dedicarci ne pensiamo di tutti coloro è tutto da scoprire, a parte far parlare sono in sé, come dicevo, tu studi gente che prende questa cosa con l'introspezione dice la verità può essere anche se ti sono serviti gli strumenti ti hanno insegnato qualcosa. I bicchieri vuoti potevano ripetere, no? I bicchieri vuoti no, perché io li risciacquo e li usano per fare le bolle con le pallucce. Ma perché fate scuola di grandi della scuola? Ma dove vai? No, io non so no, tu sei favorevole come costruttore, poi sei un grande e sei un grande costruttore. Mi piace costruire. Non sei, no, che sei un grande costruttore. Mi ho dedicato lo so dei suonatori, sì, adesso è bravo. Però io non so far ballare e se uno non sa far ballare le persone non è suonatore, è bravo suonatore, ma suonatore è così. Per essere suonatore santi due che hai imparato dei suonatori, maestri suonatori, delle cose che ne devono il maestro non fanno grande cose suonare. Ci sto che non penti sono grazie a Dio, ma che sia bravo me. Ma cos'è da tua che tu ancora la dici la strada? Anche tu suoni? No, sul pane esatto. No, questo lo capisco. No, è il corso facciamo qui, quindi io sono suonatori ma contrabbassi. E quindi molti sono esplorendo. Ma maestro di musica sei il bassista, pure dilettante? No, ho studiato. Ho studiato. No, perché un po' di compressione fanno i bassi, i draghi sono svegli. Coprice Cassinelli, Italiano. Noi suoniamo da 50 quindi bassi, contrabbassi, Benisi è io faccio parte di passata nelle onde, ci stiamo dedicando alle onde. Che sono? Io mi ricordo che erano gli anni in cui Tonietto Sali si faceva cose straordinarie, faceva delle cose veramente straordinarie.
Enzo Caso, certo. di noi è amico di Ed è questo che era 61. 60. sei già vincello, andate in questo 52, 73. Tu dici come Dante, come Sì, 63. Sì. classe. E se ho cresciuto negli anni 60 in cui la novità che va al mondo è stata schissiata. Io rischiavo di essere vittime e complici del genocidio culturale. Ma fortuna che comprendo l'estero, che invece sa un patrimonio all'estero io ero organizzatore di quel concerto del 75 che fu fatto dai giovani del movimento studentesco in cui hanno pensato della vittoria una per fortuna Burranca registrava Ce l'ho anche la registrazione. e da chi l'hai fatta? Perché io so che l'ha fatto in Orlando e Burranca, dopodiché la pizza enorme, professionale, noi eravamo perché si sente. sì? Ah, allora io ho preparato un articolo e ho già mandato anche Gianfranco perché dovrebbe uscire in una rivista concerto no, quella era su questa loro di San Missa Salvo di questa patrimonio spirituale Su questo concerto di... sì, no, questo concerto fatto sull'85. Arrivederci. Grazie dell'ospitalità. Adesso ho deciso un autografo e mi lasciamo due capioni. Era proprio di adesso, un metro cubo di cosa. Ma non c'è detta sezione. Parecchio. Questa registrazione fatta nel concerto del 75. Abbiamo scoperto chi ce l'ha. E chi c'è? Il fratello di Pitaluga, della donna di Assunta. Di Assunta Pitaluga. Eia. L'anno sempre Giovincello.